Questa è la strada di collegamento con Bitti. Bitti che è un paese isolato da molte ore. In questa strada ci sono state delle frane, non è possibile arrivare. Noi proviamo ad arrivare in paese con l'aiuto della protezione civile e della polizia stradale che ci accompagna in questo percorso che è molto pericoloso perché appunto il fango ha raggiunto anche la sede stradale. Questa è la strada provinciale numero 73. In questo momento siamo sulla Bitissologo, sono quasi le 18 e questo è il momento considerato più critico dalla protezione civile perché per questo momento si attende una seconda ondata. Una colonna della protezione civile sta portando altri uomini, altri mezzi per prestare soccorsi alla popolazione che è rimasta intrappolata sotto questa montagna di fango che è piombata all'improvviso. Qual è la missione di oggi? Stiamo andando dai nostri colleghi che sono già a Bitti a portare dell'ulteriore attrezzatura tipo gruppo elettrogeno, torre faro, delle pile per la notte, zappe, picconi, cose del genere che purtroppo serviranno per dare una mano a dare una ripulita al posto. Poi nel mentre che saremo lì arriverà anche qualche altro ordine, qualche altra cosa da fare purtroppo. Sapete qual è la situazione? Abbastanza grave, però più di tanto noi non sappiamo perché comunque i colleghi non sono da tanto lì, sono partiti circa verso le 3. No, ma chi è che c'ha la notte poi? Ma cosa avete trovato quando siete arrivati? No, qua era tutto un mare d'acqua. Adesso lì com'è la situazione? A prendere l'altro pezzo, abbiamo tolto le macchine, le abbiamo rimorchiate qui. Quante macchine avete trovato qui? Una ventina, almeno una ventina. Ma qua l'hai visto? Questi in comune hanno portato. Sì, e poi il cambio invece sale la motoria.